Buondì e bentornati con la trasmissione in Lega Forlana con lì su Telemare. Ue fevelaren di Robononis. Con chi sta per aula si possono intendere tanti robis, ma a vincoli in banda Ferruccio Tassin che le venuto a presentarnos al volume che appunto si intitola Robononis, che è la sua ultima opera, anzi Robononis numero 2, e dopo non spiegherà se finché ha fatto Robononis numero 1 e se che si intende per Robononis, perché Robononis è una parola che si dopra il talus popolare per intendere di tutto. Parentini di tutto, parentini robi grandis, robi spiritosis, robis importantis e generalmente quando li babis o i babos, perché sono anzaions bonsi di babà, a finissero una roba e di contare una roba grande, dicono robononis, ma proprio robononis. E se tu osservi, è una da parole più ricorrenti quando si dice di algo importante in Furlan, proprio robononis. Allora mi è venuto spontanea. Il prim è venuto robononis, ma siccome che non si capiva ben se che poteva ora di, avevamo tutto il sottotitolo, d'accordo con l'editore Hans Kitzmiller, da Brighton, editore di Brazan, di mettere come sottotitolo Ridi e ridusata bassa furlana, che il traduce il ridere e sorridere è furlan, ma in fin dei conti che qua non traduce, io non penso in italiano e traduci in furlan, ma pensi, sono pensati proprio in furlan, e tal furlan da bassa anche se conti di altri bandi, perché i centri culturali dove che si capisce su in generale sono gli ostaris, i privati, per esempio la di Altran a Ruda, oppure Talacli di Ruda, Talenal di Ruda, oppure alla posta una volta a Romans, oppure anche al Leon d'Oro a Romans, dove che vi un centro culturale che faceva un, come che dicono, come un meeting letterario ogni miarcui con diversa int che è pronta a partire aga al mulin, ecco. Dopo io li seleziono che mi vanno di più o che ritengo più rappresentativi, che non sono barzelleti, ma sono storie di vita, qualche volta anche amaris. Sì, devi dire che allora questi volumi sono una collezione di storiotis, aforismi o algo del genere. Veramente, veramente capitati che pittori anche un Mm. mondo che non è più, senza nostalgia perché il mondo che aveva come connotazione soprattutto la miseria. Ecco, però non come la miseria perché sono anche di più recenti, quando che il mangiare l'era superato, ecco, sono tanti che a cercare di bevi, chi non per esaltazione da bevi, anzi, tutt'altri, si dice in piedi qualche donna che tanta gente per bevi si è rovinata, ha rovinato la famiglia, ha rovinato se stesso, Dio non sguardi, no? Però purtroppo, quando dei tempi passati, la grande distrazione, la domenica, chi che bevi in qualche palanca bevevi, bevevi vin bianco, vin neri, e quasi quasi era un disonore noi c'è per la balla, tanti vera che all'era un a Ruda sulla Menteressa, l'Armenteressa era un toponimo locale, no? Che l'era pur proprio che non aveva di solito neanche la ciamese o la sinistra cialta, come si dice in casa, no? E siccome che non aveva una palanca per cioli una tassa di vino, quando tornava a casa di sera, faceva il fin ciò che l'aveva a casa sbandando, perché l'era quasi senza dignità, tu che non aveva bevuto abbastanza, non eri mica due ciocchi, eri di chi che avevi bevuto bene, di chi che avevi bevuto a lius, di chi che bevevi di mancul, ma spesso e volentieri bevevi in massa. Sì, le alze di dire che il vino era l'unica roba che si poteva bevi sempre e che si era sicuro che non era velenosa, no? I vera, i, Questa ve- laga. i vera, Mm. i vera. E li femminis invece i tocciava sta casa. E magari tanti volte al vecchio di famiglia, che non sempre era buono, perché non dovevi rappresentare un mondo ideale. Tanti volte il vecchio di famiglia era un ras, che lui faceva tutti i marcias e sempre in balla tornava a casa, si marcias dal Friuli. E le femmine si trovava a sta casa, magari con la cantina serrata,
con la dispensa si rada e dovevi vendi se qualche fa saltare qualche sei di blava per poter c'è una roba per famiglia. Era anche di che di situazione che non era la situazione del Friuli felice, una volta, una volta. Magari quando ci dicevi ti visito Pina una volta, ha detto a me mi veniva sgriso, perché era tanto di che miseria e tanto di che il malsta che volta era di bielle di bon, ma all'era pies di comò, diceva sempre. Ma allora questi storiotti sono di ir o sono anche dai temps moderni, dal DDUE? Sono anche di voi, perché a Nasi, anche molta, sta lì, sta il Lux, là che la Int si riunisce, però manco di una volta, perché a report interpersonale manco l'intens, no? La Int con la panza per aria davanti alla televisione, non si chatta tanto, no? E allora nasce di mancul. E dopo anche i personaggi caratteristici sono di mancul proprio per sé che non si chatti, non si confronti, no? Allora, disegno vi fevela di un dei temi che poi comuni in queste storiotti al bevi, ma le anche al altri. Ma si capisce, no, le tanti altri, no? L'Austria per esempio, Mm. che dall'Austria, non so, prima Robononis avevi scritto una che potresti contarla anche a mo', no? Allora a Ruda avevi il toro in costruzione, e era un toro, un lavoro alto, campanili, e lì l'era adoperata anche come osservatori per viodi sul Charles, e là in su duci als papavars, barretoni, splenes di aur, per lui centons. E una volta torna io un null proprio di chicca, generai, colonnei, e un uomo che aveva una barretona alta alta, e che ho un so minus invece che si sugulavi i US sulla cogolada di fronte dal Ciampanelli a dire ma vi ho un al fas ma quisa che il piso con che baretona alta dice un altro che è sua maestà Vittorio Emanuele re d'Italia e che l'altri all'alza con due idee al frontino da baretta e i gifas ma è un re di mandator che lì. Allora, disegno. Alleanza. Questa era l'opposizione, la resistenza è stata. La nostra resistenza, per fortuna, non è stata violenta, è stata a son di ridadis e di ciotti spalcul. Ecco, oppure magari, come che hanno fatto a Vischi in altri bandis, con intonata a fisti grandi, se si fa senza mo, al tanto mergo sull'area del Serbidio. Ma chist, se non sconti a parte è stata una resistenza senza armi, ma chist, se non resti di nostalgia dall'Austria. Allora, la nostalgia Is dell'Austria. dat che non vinci tutto contà e non davanti a contà o is al No, no, altro? no, 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 è una realtà, tanto è vera che viene fuori anche la storiografia, perché per esempio come hanno fatto tutta una serie di incontri, di conferenze a Trieste, e poi di qualche storico l'avevo detto che dovevano stare attenti di non fare nazionalismo di band, perché i redentisti erano una minoranza esigua, quindi la IN era fedele all'Austria perché non è stato il turpe selvaggio di che si ciacara, non è stato proprio per sé. Prima di tutto non si sta sotto l'Austria, ma si sta con l'Austria. Chi non vuol dire nostalgia di plumis, di arcidux, di arciduchessis, di principes, eccetera, ma di un Stato che era già un esperimento d'Europa, prima di tutto. Secondo, aveva un sistema scolastico una vora buon, addirittura si multava al pari che non mandava il figlio a scuola, e dopo si aveva un'amministrazione, una vora, ma una vora efficiente. E dopo la persona altolocata, per fin l'imperatore, l'era abbordabile, per esempio, l'ha ricevuto al Menidonda, che era al sindaco di Ruda, il podestà, si diceva in che volta di Ruda, e l'ha ricevuto a Vienna, che lui era accompagnato un frutto che l'era stato moseato un cian che pensavi che fosse rabbioso, allora lei là, con il ciaf dal cian all'Istituto Psicoterapico di Vienna,
e l'ha portato il frutto a visitare. E intanto si è fatto ricevi dall'imperatore. L'imperatore lo ha ricevuto, non dove, dove si sono meravigliati che era in tante camere, che di solito lui disbrattava dolci in 10 minuti per uomo, no? E che lo ha tenuto di tanto di più. Chi smeni donna, che era un personaggio di prim plan anche tra il movimento cattolico da contea di Gorizia e Gardiscia. Sì, ma il popolo, quel che si trattava in osteria, se si molto arrivavi a, a elaborare il fatto del cambiamento di Allora, regime. la faccenda è stata questa. Non dovevo fare mitologia dall'Austria, prima di tutto di nostalgia di Plumis, di che roba lì, che è una roba che è disgustosa veramente, no? Ma la Int andà a memoria da ingiustizie che sono state perpetrate dall'Italia appena che è arrivata, come che deve deportato quasi 12 predis da contea di Gorizia Gradiscia, 60 di loro, e qualche miliardo, pensi, perché più di 300 da bassa, qualche miliardo di persone, in gran parte cattolici, che avevano intagliato l'erba su dei pisa e si e anche qualche socialista per il fatto che il socialismo era appena inizio, la gran parte era dal movimento cattolico. Prima di tutto la memoria di Chist e dopo la memoria di un Stato che funzionava. Tanti vera, che come ancia in int Zovina, o quasi picche Zovina di mia età, mancia Zovina, attorna una attenzione verso questa roba e se tutto il service in pibandis si fa in monuments ai nostri soldati che sono morti in miesa Europa, purtroppo, anche per metà dall'Austria, perché l'Austria ha cominciato la guerra con il suo imperialismo dei Balcani, no? E comincia a fare i monumenti e ora ricordaio e chi non per fare una specie di revansismo, una nostalgia, una cosa, ma per dire che vi avuto questo esperimento d'Europa che è stato un fatto, un lavoro positivo e per contestare una lettura veramente bausara che è stata data da Uera come aspettativa di liberazione. Tutti i lapidi che sono sui municipi sono bausaris e il fatto stesso dei risultati elettorali al dischist. Chi che erano spuntati a Vienna come deputati erano Monsignor Faiduti che era la commissione agricoltura, la più importante, perché erano quasi tutti contadini, e il dottor Bugato che era la commissione bilancio, immaginarsi, la commissione bilancio dall'Austria e Ungheria. Ecco, e loro hanno veramente cambiato al volto alla nostra regione, pur vindit senza fare mitologia perché si continuava a emigrare. Ecco, non è nostalgia, ma è ammirazione per un senso di ingiustizia che è stata fatta. E dicevi da Lapidis, i Lapidis conti tutti che Dulce non vedeva in l'ora di riunirsi all'Italia e noi era noi proprio perché arrivava dall'Italia, la prima roba che hanno fatto, deportavano al predi, non insegnavano religione a scuola. Per esempio, quando non hanno insegnato religione a scuola, tutte le femmine di Villers sono andate in corteo a Sverland in comune a casa al prete che le a casa loro che ne sono acclamati e è stato fatto una specie di plebiscito là che oltre il 99% hanno detto di sì al ritorno dall'insegnamento religioso a scuola, ma era una forma di resistenza, capisci? Perché noi eravamo tutti cattolici e addirittura a Trieste al 95%, e si sa che Trieste era una ora laica, no? Ma è stata questa protesta che riguarda anche di soprusi che sono stati, anche se la nostra in dopo è stata fedelissima all'Italia e se si osserva sono quelli che vanno a votare di più, sono quelli che là che manca l'evasione fiscale insomma hanno un senso del Stato, ma al Stato che riguardi non è questo, al Stato che riguardi all'era quelli che volta, ecco, anche se i giovani naturalmente i giovani si va perdendo però è stata data una lettura falsata da storia che per fortuna è stata recuperata di grandi storici esteri come
Celso Macor, Renato Iacumin, Camillo Medeot, Don Luigi Tavano, insomma tanti. Ma non è nostalgia questa. Questo è l'importante. Guai a di o ritorna in Daur, o ritorna a per l'amor di Dio. Ma analizzare la storia in senso veritiero. E quattro battute qualche volta io di a questo. Ascolting una allora, no? Ecco, allora, Torniamo a... allora, al standard l'Aquila. Dael, e si sa che Dael era in Austria e Palma era in Italia, questa come premessa. Al standard l'Aquila. Dael era in più biela di Cumò in che volta, ma in che volta era Austria. E la sora nomenavi la Pisola Vienna, ariosa, eleganta, fassada di vert, una figurona. In ta plaza d'Aglesia andancia un standard, in qualche paese lo clamin al pilo. L'asta pitturata di ros e la bala in cima indorata con una bandieruta per sora. Questo monumento l'ha avuto una storia, l'ha contata Stefano Perini, che l'ha davanti sempre le ada con date importanti secondo un po' di ambizione che di noesi di mancul di Palma, che proprio dal Bugnicul da Stella a Nov Pontis andà Mario al Pilo, Bielonon, con un ciamopi biel monumento che lo ten in Pins. Allora, prima data, 1898, per i 50 anni di regno dell'imperatore Franz Josef. Ma al pal l'era di len e si è crevato con un rogante. Dunque, roba più seria, un pilo di fiar da Stiria di Graz, chist per i 60 anni di regno. E tal monumento che ci faceva di Socul era scritta la dedica, e anche che alla sua storia. Il 24 di maggio del 15 gli italiani l'hanno scarpellata e scritti una per Vittorio Emanuele. Tal 17 arriva a sinestris dopo Ciauret, scarpellin che e tornano a metti France. Alla fine della guerra, altri scarpellati e andiamo per Vittorio, ma lui già restato la scritta, non al monumento, per via che al Socul è stato portato in un'altra banda e l'è restato crot, al someava l'ara al Dio sconosciuto, finché hanno zontati per ora un orloio a sorelli. Quando che dagli anni 50 hanno giavato via il Socul, hanno chattato una casseluta con una carta dove che l'artista che l'aveva fatta all'Aquila, per metterla sulla bala dal pilo, dava le istruzioni e la scritta diceva così, anzi concludeva così: vi ho detto ben che l'Aquila avete di ve al cul banda palma. Questo è un esempio divertente di robonona, no? Ma allora dal 2013 è venuto fuori al secondo volume. Sì. Robononis numero 2. Ma il numero 1 si fino a fare. Il numero 1 sta sfulminato, come le richieste che nessuno sa, duce a livello numero 1, ma che si contenti del numero 2, no? Presto al vignerà, pensi entro l'anno, il numero 3, dopo forse ristamperà il numero 1, ecco. No. Il numero 2 dove si può accettare? Il numero 2 si può accettare, per esempio, a Romans, si può accettare Tafaiduti a Gurissa, si può accettare a Cormons, è stato presentato anche con un buon successo di pubblico a Cormons Liberi, perché è una roba seria, non sono barzellette, è una roba seria, si irrita anche, ma è una roba seria. Dopo si può accettare a Sarvignan, ecco, a Sarvignan, la libreria di Marius. Dopo si è luciata ad Ael, al Dabachin in Plaza. Insomma, si è luciata un po' di avanti, non vi potuto fare una distribuzione generale perché la casa Bright è una casa piccola, una casa di nicchia che di Hans Kitzmiller, però Hans Kitzmiller ha un buon nas e difatti a libri al va, io spero che si esaurissi anche questa edizione, ecco. Sì, l'edizione Brighton a Tegnin di Voli, no, cioè, hanno avuto rincuorato una vora la letteratura in lingua tedesca in lingua tedesca e anche in lingua slovena, cioè traduzione slovena in italiano, italiano in sloveno. I tour del Friuli è stato tradotto direttamente dal Friulan di Hans Kitzmiller in tedesco.
Dopo è stata fatta un'antologia, Via in Neviole in Casarsa, un'antologia da poesia di Pasolini, eccetera. E dopo sempre Keith Miller l'ha fatto un'antologia graziosa, anche come formale, un libro pisul, compact, biel rileat, Patirolia di Graz, l'ha pubblicato e è stata tirata in 20.000 copies, quindi un lavoro richiesto in Austria. Questi conti dicono come periodi storici di prima da prima guerra mondiale o tacchino che conti che fa più vecchi? Forse anche fast piveccios, forse anche fast piveccios. Per Però non sono flabis o liendis. No, 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 non sono flabis e liendi perché i liendi sono stati fatti Di altri. e anche ben, no? Ma flabis nancia perché bisogna avere talento per inventarli e sono proprio tutti conti veramente, veramente veri, ecco, veramente veri. Ma tornando alla guerra, il rapporto con l'Austria non è l'umorismo che è dentro, è un umorismo più patriottico, più pacifista. Non saprei qualche volta le pacifiste, qualche volta le ancia no pacifiste. Per esempio, io ricordo una battuta di mio nonno che l'ha fatta la guerra contro l'Italia, si capisce, lui era austriaco, no? E che mi diceva sempre, se avevi un treno diversi, slavi fin tra mai a Roma, vuol dire che hanno perduto, ma fan che avevi. Difatti la vittoria non è stata una vittoria, ma è stata una dissoluzione dall'Austria, no? Io non li fa nostalgia austriaca, che proprio, anzi, dicono più bandi che a causa della guerra l'Austria si è occupata di sola, ecco. E anche qualche barzelletta politica, per esempio, c'è più una, al Giotto, a Rudo c'è da socchista. L'era comunista finta commissoris, ma aveva anche amici democristiani. Dagli anni 50 a Ruda, e no dove là, era una roba per noi scontata. Una di l'era piuttosto spontanea e l'entra talacli in durà che il gestore l'era Aldo Ciarniel, Spanghero. Gola di Suia 4 segni di briscola, al pre Aldo di fa al quarto. Al Giotto e al suo compagno Ius Breghin, Stravinsin. Allora lui al monta sulla ciadrea e il taca a voce stentorea. Compagni! Si c'era intor tre democristiani, anima e quarto. E allora il zonta e amici. Dicono le pagine Potevi contare una sportiva, Ancia. La nazionale sbagliata è di un personaggio famoso, proprio che l'ho fotografato quando era la Bolognani a Romans e lui aveva studiato con la pro Romans, lo aveva invitato anche a lui a un velion, no? Ma lo riguarda lui, la nazionale sbagliata. Pidi una di questi storie si è nasuda in un'osteria di Ruda, nasuda per di la miglior contata, par via che questi stories sono tutti nasudis e vivudis. Osteria non tant per pivetà qualche tassa, e mancul che mancul per sbevassà, ma dome per capire ambiens e geografia da personis. Un di che mi ha contato di più è l'estate Dino Bernardino Spanghero, figlio di Aldo Spanghero, Ciarniel, e anche un po' come parente, una vora di più che in Adamo ed Eva. Lui, la psicologia dell'osteria, ambiente, personis, lettura dei fas, l'ha imparata di frutto in su, per via che han avuto l'acli, la santi banda considerazioni sociologiche, era conosciuta sempre per avere una buona gotta di vino come che si deve. Durante gli ori muartis, venga stai al dopo di misdì fin tra mai all'ora che Dulce morava in divora, l'Acli era una sorta di concentrazione dei vecchius di Ruda, era proprio una specie di assistenza sociale. Client fis l'era Bagildi Canesin, Burnic, al pari dal più famoso Canesin di Ruda, Tarcisio Burnic.
tersin di fama mondiale, e anche Monsignor Onofre Burnic, un gran predi, ma proprio grande, e lei era anche un bravo giocatore di ballone anche lui, il predi. Sempre che ora torna a squadri, si sentava dongia da stua lens, impiada o di studata che fosse, l'ordenava un neri che gli partava in una flasciutta e in banda la tassa di Ottaf, che è onesta e vera, che era a cilindro, che virava a cono viers dal cul di veri pens. Sequestrava il suoi e a lei allava in davanti fin una buona ora prima di celarsi a Tor. Una sabida dopo di misdì per televisione davi Italia-Austria, suiada a Milan. Barbagildi, come se il fatto non fosse so, le è arrivato sempre a che ora, comportamento che è di ogni giornata. Dino, che l'era frutto, al stava da ur dal banc, ma stant che aveva la sbisia di viodis e mucche si metteva alla battaglia, al traghettava fuori drenti da stanza in quello che era il cassellò da televisione, come al dove in contanza di Barbagildi, al sul metro e 80, sul ruspios, ma chi può di dirlo anch'io, un cur dols di generosità. Migrato in Argentina, l'era tornato e stant che sapeva fare di tutto, là che l'aval diventava capo, non per ammissione da persona, ma per riconoscimento di che altri da sua bravura tal diresi. Cattolicon, democristian, l'era stato assessore da prima amministrazione di Ruda, una specie di comità di salvezza paesana dopo la seconda guerra, quando era dura per tutta la bassa. Bassa ruggente, come a Brescello era proprio, dove il sole picchia a perpendicolo e il sangue ribolle nelle vene, era proprio così. Ben, in che dì da partita lui lo sapeva con cui che suiava e con cui, e ancia che un da squadra italiana all'era Sofì. Lui gi tiniva l'Austria, ma facendo finta di nuia, le sta sul giornale fin al Chavez da partita. E dopo, al Santi Voi, già da mondate a Dino, se hanno fatto. E Dino, pronto e tut braurin, gi l'avin petati 1-0, e Barbagildi, e qui là è assegnato. E Dino sburit, Tarcisio Barbagildi, e Barbagildi, proprio lui, e l'ha tornato a spalancare il giornale. Bene. Allora, ora vi domando anche sul disegno, l'immagine che c'è dal volume di Robononis, che sono tutte foto su cartolini in bianco e neri, sì, di una volta una vora particolare. Sì, di epoca, anche per far capire su che era il mondo, no? Su che era il mondo, non si fa sapere oggi il mio, le pittoresco forse, ma quando si vedono le strade su tutti i blanci, e le di Evelisi, no? O gli occhi che lavano per strada come a Vermean, è vera, non era grande gubana, no? La cogolada si vio di Gleria perdut e si immagina che l'era anche polvere perdut. E il lavoro, chi sta via la foto per esempio di lavoro, vorrei dire che si vede troppe persone che arrivano a segelare 3 e 2, 5 e 2, 7 e 13 e un 11 e anche 3 frus, no? 2 lavoravi, a segelare era un'impresa eroica, prodursi poco, mangiata in polvere e spudaneri per 15 giorni. Bene, allora invito allora i nostri ascoltatori a insomma, interessarsi a di procurarsi prima che sparisse una copia. Affrettatevi perché la gente che si ricorda ora il print di Sipur, due domande il print non si chata, sono stata tanto librerie antiquari, non si luciata, allora se uliadi che è stata una affezione a questi libri, perché la prima roba che fa in qualche un libro non ci va, lo danno via dalle librerie antiquari, non c'è più una palanca, se che l'è, e via. Non si luciata neanche alle librerie antiquari, sul di che lei ultignilo e ci sta bene. Io credo che il secondo, secondo me, il secondo ha una marcia in più dal punto di vista da fotografie, sono fotografie veramente parlanti. Una, per esempio, che la che su indiciartis, al meco sovrin merico, qualche suiava meco sovrin merico, come barba agnul, a ruda al manco in 30 tor. Per sé che veniva in fur barzellette di ogni sorta, e me barba, in ancia merico, non blestemavi. Me barba non diceva nancia una paraulata,
Nanza un'ostia, nuia. Dome battuti veri, riguardando chi che o ancia Barzeletti, no? Barzeletti, ma che nascevano lì per lì proprio. Ecco, living sarebbe stata l'espressione attuale. Allora, torniamo a dire, Robononis numero 2, Robonone numero venuto 2. fuori l'anno passato, da mans di Ferruccio Tassin, Sì, sì. edizione Sbraitan. E us promette che venirà fuori entro l'anno Robonone numero 3. Boh, allora Dopo torna- tai e cambi registro. Genere. No, cambi registro perché hai voglia di fare un po' di biografie di personaggi particolari, no? Per esempio di Ancia di Sans da Nestrain, no? Come io sono contento che hanno fatto due papi Sans, il tiar sarà Paolo VI, sono contento. Ma è possibile che siano i Sans che siano due frari somuinis? Allora, a un mio amico che lui fa santa la principessa Zita, io ora si dice, e per sé no fa santa Caterina Pioraria. Guardate, lo sapete che è Caterina Pioraria. Caterina Pioraria era una vecchia, a me mi è sembrata sempre vecchia, di Visc, che ha assistito due fradi che erano stati o fin dur tal ciaf in guerra, quindi che non ragionava in più. E lei ha seguito fino alla morte. E quando sono stati a domandare, dato che avevano la pensione di guerra, che per aumentare la pensione, io ho detto no, io non desavo, non commento, non c'è aumentare. Ben, che lì una santa, con anche io cercare voi a presentare il calendario da bassa, che lì in Furlan, e sono i sans, esaurit Caterina d'Alessandria, esaurit Caterina da Siena, ai cercherà di Santa Caterina Pioraria, sicuro che è il grim di Dio. Allora si torneremo a vedere per presentare una di queste biografie. Ma chi sta in davanti, perché è un lavoro tanto pesante. Allora, Sierrant la puntata, si vede in Ancia, per cui che è in zona, alla via di questa presentazione che verrà fatta a venerdì 16 di maio da svolta a Tomiec, che sarà sempre rincorata di Ferruccio Tassin, che si chiama Mira sui Monti la Libertà. La sala da Enoteca a Roma in piazza 20 settembre 13. Chi sta mira era una partigiana e io ho chattato al diario, mi hanno detto se è degno di Esilet e io credo proprio di sì. Allora lo presenterà, io mi tutto insieme, l'hai curato, lo presenterà Dario Mattius e il saluto di Bernardino Spanghero, presidente provinciale dell'Acli, e dopo lettura di Brans dal diario di Anna Maria Dauria e Maria Teresa Mikovilovic. Ecco, ricordesi, Wiener 16 di maio, da svot di sera a Tolmiesta, sala dell'Enoteca a Roma, in piazza 20 settembre 13. Allora, grazie di nuovo per essere stato E grazie e tanta buona. Io vi sempre voluto roncare. Per altri robonones di contatto. Ecco, sì. Bene, allora grazie di nuovo e mandi.